Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera. La chirurgia ricostruttiva con un contesto multidisciplinare, quindi anche la chirurgia plastica, è stata la cornice di 3 giorni di lavoro che si sono tenuti all'Arnas Brozzu. L'aula AZZA dell'azienda ospedaliera ha ospitato alcuni dei principali specialisti provenienti da mezzo mondo, in particolare dalla scuola brasiliana di São Pedro. Al centro della convention la multidisciplinarietà è un concetto che è stato ripetuto spesso anche dall'organizzatore Raimondo Pinna, il direttore di questi lavori, è responsabile dell'unità di chirurgia plastica del Brozzu. La multidisciplinarietà che è indispensabile, soprattutto se, come in questo caso, ci si deve confrontare con i traumi ricostruttivi che riguardano la testa e il collo. Dopo un trauma, dopo un tumore o ancora eventualmente dopo una malformazione, sono più figure tecniche dal punto di vista ricostruttivo che lavorano, come l'ottorino, il maxillofacciale, il neurochirurgo, e oggi infatti incontriamo tutte queste persone. Ecco, quali sono le nuove frontiere della chirurgia ricostruttiva? Lei parlava provenienza da malformazioni oppure da incidenti, traumi sul lavoro, traumi nella quotidianità. Quali sono le nuove frontiere per un chirurgo ricostruttivo? Oggi abbiamo molti materiali alloplastici, cioè abbiamo la possibilità di avere dei materiali che non sono autologhi, ma rimane ancora principalmente improntata sulla ricostruzione utilizzando i tessuti dello stesso paziente. Quindi la bravura, la complessità nasce dal fatto di poter trasportare delle aree sane del corpo verso le aree danneggiate per coprire le perdite di sostanza, come per esempio l'asportazione di una mammella o un trauma importante del volto. Oggi siamo incentrati principalmente sulla parte della ricostruzione della testa e del collo, quindi dove ci sono organi vitali come il cervello, oppure importantissimi come gli occhi, l'apparato respiratorio, la lingua, e vediamo a livello internazionale il top del top a livello non solo mondiale e non solo brasiliano, ma proprio a livello mondiale. Abbiamo veramente, come la professoressa Vera Kardemschein, che è una persona di straordinarie capacità tecniche. E quindi capacità tecniche individuali su cui ovviamente fa peso il gioco dello staff, di un team, come diceva lei, multidisciplinare. Il professor Dornelles ha sottolineato nel suo intervento il ruolo anche dell'estetica, cioè si pensa a rimettere nelle condizioni funzionali, chiaramente con tutti gli organi delicatissimi che abbiamo nel nostro cranio, però poi si pensa anche a un aspetto estetico, un aspetto di visualità. Qual è la partita che si gioca in questi casi? E in caso per esempio di un incidente, noi prima di tutto cerchiamo di ricomporre la parte anatomica e ricostruire per piani la struttura. Però poi dobbiamo pensare anche all'aspetto estetico, proprio perché oggi il congresso infatti verte sull'aspetto testa-collo, perché la funzionalità dell'organo è principale. Immaginatevi una palpebra che non si chiude, una bocca che non si apre, ma soprattutto io ritengo che oltre alla funzione vada rispettata l'estetica. Quindi il chirurgo plastico per DNA cerca anche, attraverso la sua esperienza che può ricavare anche dalla chirurgia estetica, dare un aspetto estetico alla ricostruzione. Ma questo vale anche per un arto che viene ricostruito e per esempio il profilo mammario. Quindi noi diamo per scontato prima la funzione, ma sicuramente cerchiamo di dare il massimo dal punto di vista estetico.
Quali sono i numeri? Quanti casi affrontate provenienti appunto da traumi che richiedono una chirurgia ricostruttiva e plastica? Allora, la casistica sta aumentando notevolmente in questi ultimi anni, anche perché il Brozzo è un centro di riferimento per la chirurgia traumatologica, e quindi veniamo chiamati in causa dai vari colleghi e dalle altre specialità per ricostruzioni di vario tipo, dall'arto inferiore al viso, al corpo, pazienti anche ustionati, quindi è una esigenza del territorio molto elevata, e il fatto che la nostra disciplina stia riuscendo a crescere, a dare risposte a tutte queste richieste, fa sì che questa richiesta sta aumentando sempre di più. Quindi quanti possono essere? Come possiamo stimare in un anno i vostri interventi ricostruttivi? Guardi, le dico che nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente dove eravamo cresciuti già tanto, siamo passati dai 220 ricoveri a 320, quindi c'è stato un ulteriore incremento del servizio, pur non avendo più risorse aumentate, quindi ora c'è il problema che non siamo più abbastanza per poter garantire un servizio e una continua crescita. Quali sono i comparti del corpo umano su quali intervenite più spesso? Il congresso parla di ricostruttiva per quanto riguarda chirurgia ricostruttiva per quanto riguarda il collo e la testa. C'è altro? È una delle parti su cui dovete lavorare di più? Sicuramente una parte dove lavoriamo tanto, ma non è l'unica, perché noi ci occupiamo di tutto il corpo, dal piede alla testa, quindi a seconda del distretto che presenta problematiche ricostruttive siamo chiamati a fare il nostro lavoro. Ci occupiamo di tutto alla fine, e la chirurgia plastica è una delle discipline più generali, perché non abbiamo una zona limitata del corpo, noi applichiamo le nostre tecniche su tutti i distretti del corpo. Qui abbiamo voluto focalizzare perché in un congresso di 3 giorni non si può parlare di tutto, dobbiamo incentrarci su un argomento, magari sarà occasione di altri congressi, le altre parti del corpo. Professor Dornelles, i passi avanti della chirurgia ricostruttiva sono ovviamente molto rapidi. Qual è lo stato dell'arte? Lei viene da San Paolo in Brasile, come vi state cimentando sulla chirurgia ricostruttiva? Em São Paulo, nós temos grande centro de tratamento de cirurgias crâniofaciais localizado no Hospital Beneficência Portuguesa, no Núcleo de Plástica Avançada. E lá desenvolvemos novas técnicas no tratamento tanto de malformações crâniofaciais quanto das sequelas desses traumas que acontecem com acidente de trânsito, retirada de tumor e outros acidentes. Tratamos também lá a parte estética da região da face. Quindi la parte estetica, quindi quelle che sono tutte le conseguenze dai traumi e da incidenti sul lavoro, incidenti sulla strada, incidenti in genere, che portano a una ricostruzione della parte cranica, insomma, che è una delle più complicate. E lei è qui in Italia, l'azienda Abruzzo, qual è il senso, il significato di una forte sinergia con l'Arnas? Essa sinergia existe há mais de 30 anos com os médicos daqui da Itália, na pessoa do Dr. Raimondo Pina, que é convidado a nós participarmos desse evento em homenagem ao Dr. Roberto Schen, que foi pioneiro da cirurgia reconstrutiva no Brasil com a microcirurgia. Eu fui aluno desse professor e estou aqui dividindo essa experiência, né, com os médicos italianos nas operações, nas cirurgias que costumamos fazer no Brasil. Qual è la parte più complicata, più complessa e più delicata da ricostruire nel cranio? Na verdade, a reconstrução crânio-facial toda é complexa. Nós temos que pensar nos aspectos funcionais, restaurar a função dos órgãos atingidos, seja na face, seja no crânio, e ao mesmo tempo, como cirurgião plásticos, oferecer melhor acabamento estético e resgate da humanidade do paciente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità.
E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, ben trovati telespettatori di Panorama Sardo e Telesardegna. Siamo di nuovo a Gesico, fine ottobre, 33esima edizione della Sagra della Lumaca incastonata in quella di Sant'Amatore. Alle nostre spalle in questo momento sta per terminare la messa solenne che ogni anno è di buon auspicio per il raccolto. Una sagra che si annovera sempre in quella che è un contesto ormai nazionale e internazionale. La sagra come volano per un'economia, quella della Lumaca, che vede protagonisti la Proloco di Gesico, il Comune e le associazioni e tutti i collaboratori in una kermesse che diventa dall'enogastronomico alla cultura, all'innovazione, alla tradizione identitaria sarda che fortemente qui a Gesico si sente e viene portata avanti da tantissimi anni. Allora andiamo subito a sentire il presidente della Proloco, Carta, che ci descriverà i numeri di quest'anno. Questo percorso che non è solo un percorso enogastronomico, di cultura, di tradizione. Abbiamo visto la mostra dell'Ossidiana, la
mostra tibetana, ma soprattutto anche quella fusione fondamentale che da tanti anni unisce la Chiesa e unisce il popolo in una festa storica e soprattutto di condivisione, come ci ha detto Monsignor Miglio. Lo facciamo da qui con Carlo Carta, il presidente della Proloco di Gesico, con alle spalle il Monte San Mauro che protegge il paese di Gesico. Che 33esima edizione è stata, Presidente? Il tempo ci ha dato una mano, la gente è arrivata copiosa, un sacco di persone, siamo invasi da turisti, da visitatori che comunque sono appassionati sia alla Sagra della Lumaca, ma ci sono anche molti devoti. Oggi c'è un pellegrinaggio costante nella chiesa di Sant'Amatore e abbiamo visto quanta devozione riscuote questo santo. Non possiamo che essere soddisfatti, noi organizzatori, in modo particolare il Comune e la Proloco, e stiamo veramente raggiungendo dei numeri molto importanti. Questi numeri ci permettono di... mi rifaccio a una considerazione di Monsignor Miglio, ha detto oggi Gesico è la capitale della Sardegna. In realtà ogni paese, quando ci sono eventi come questo, diventa capitale di una tradizione, di una cultura straordinaria. Assolutamente, io come dicevo prima, Sant'Amatore non è soltanto conosciuto e venerato qui in Sardegna, è conosciuto anche all'estero, è conosciuto in Spagna, in Catalogna, abbiamo gemellaggi con Villassar d'Alte, in Francia, è conosciuto persino in America, dove alcuni emigrati sardi portarono il culto di Sant'Amatore alla fine dell'Ottocento. Quindi voglio dire, il culto di Sant'Amatore chiaramente è interplanetario, nel senso che ormai si estende ovunque. La Sagra della Lumaca piano piano si è guadagnato il suo spazio e che comunque anch'essa è diventata in 33 anni la sagra più grande d'Europa dedicata al prelibato gasteropode, cioè nel senso che siamo partiti con una sagra paesana, è sempre una sagra paesana ovviamente, ma siamo arrivati a livelli europei. Che quest'anno siamo adesso alla terza giornata, è tutto pronto di nuovo per servire il prodotto principe, la lumaca. Già in questi giorni siete stati presi d'assalto, quanti ne avete cucinati? Ne abbiamo cucinato tra ieri e la kermesse, abbiamo cucinato sui 6 quintali di lumache e oggi ne abbiamo un 5-6 quintali da cucinare, sperando che ci bastino. Uno staff sempre pronto, quest'anno avete scelto anche la maglietta arancione, l'anno scorso era verde, ma questa sagra della lumaca dove vuole arrivare? Chi lo sa, e speriamo che vada sempre avanti, perché noi con l'età siamo un po' avanzati, giovani mi sa che hanno poca voglia, a parte il cellulare, e siamo un gruppo di giovani vecchi fuori e giovani dentro. Matteo, la ricetta è sempre la stessa, ma ricordiamola perché è il gusto che cambia, il gusto della tradizione, dell'innovazione e della cultura soprattutto di Gesico. Ma Gesico si è fermato ai tempi remoti, il territorio non è coltivato più, perciò le lumache vanno a spassa tranquillamente, è un prodotto che non è inquinato e le ricette facciamo sempre le tradizionali, con la fregola, anzi addirittura abbiamo riscoperto la vecchia ricetta che facevano i nostri nonni con lo strutto di maiale e le gigiole come le chiamano in Toscana, noi le chiamiamo saggerda, i pezzettini di lardo e polpa soffritti e poi vengono conservati in barattolini e usiamo quelle. Quest'anno abbiamo preso il secondo posto alla kermesse gastronomica con 7 ristoratori, sempre con quel condimento là. Poi le seconde le facciamo con il pane grattugiato, pane sbriciolato più che grattugiato, usiamo sempre il nostro pane da grano Cappelli, qui a Gesico abbiamo anche la filiera del grano Cappelli perché era chiamato il granaio di Roma. Poi Tregenta, forse terra di argento perché c'era il grano, non si sa bene, però il Cappelli ci sono sempre 200-300 ettari di terreno seminato a Cappelli dove si fa questo pane meraviglioso. Gesico che si ritaglia un posto, ricordiamo sempre un gemellaggio che voi avete dove lei ha partecipato anche come chef, anche con chef nazionali e internazionali per cucinare in modo diverso, innovativo la bontà di questo prodotto.
Sì, noi siamo settima città delle lumache insieme a Cherasco, a Borgo San Dalmazzo, a Zocca, Cannole, Cantalupo di Bevagna in Umbria, in Sicilia, a Villa San Giovanni. Ho girato tutta l'Italia con le lumache. Abbiamo vinto parecchi premi. A Borgo ci davano il chiodo d'oro, che sarebbe quello che usano per ferrare i boi, i cavalli. Lo usano per togliere la lumaca e poi per premio lo danno in oro. Anche con chef svizzeri siamo stati in Austria, sempre con la nostra rigatella. Adesso è conosciuta dappertutto. La vostra società è presente qui oggi a Gesico, 33esima della lumaca, ma anche abbinata sempre a Sant'Amatore. Sono aperte tutte le chiese, ma voi offrite un servizio di multimedialità proprio per far fruire ai tanti avventori di questa sagra le bellezze di Gesico. Sì, la nostra società è specializzata nella realizzazione di contenuti multimediali utili alla valorizzazione dei beni culturali. Quindi nel caso specifico di Gesico abbiamo realizzato modelli 3D delle chiese, come della chiesa romanica alle nostre spalle, video guida multilingua per far fruire in 5 lingue il patrimonio e la storia di Gesico e Sant'Amatore, ma anche e soprattutto i video nella lingua dei segni, quindi per far conoscere a un pubblico quanto più ampio possibile e aggiungere quindi inclusività alla conoscenza del patrimonio e della storia di Gesico. Come ha reagito il pubblico a questa novità e soprattutto c'è l'attenzione su quello che è il patrimonio storico di questo paese della Sardegna? Gesico è un paese che offre moltissimo, ha una storia ricchissima, una tradizione millenaria e sicuramente non tutto l'anno, ma buona parte dell'anno comunque può garantire dei servizi di qualità, è un luogo che affascina e sicuramente i prodotti multimediali aiutano ad avvicinare anche la fetta dei più giovani, per cui i giovani fruitori si avvicinano maggiormente se possono interagire con dei contenuti più alla loro portata. Curatore della mostra Tibet Misteri in Luce, è una mostra di proprietà del professor Dell'H che ci ha concesso per l'esposizione in questi giorni a Gesico. Una cultura, quella del Tibet, che arriva da lontanissimo, come la cultura sarda. La sagra della lumaca non è solo una degustazione, ma anche un percorso storico, ormai 33esima edizione, Sant'Amatore, Gesico, la città delle chiese, e ospita quest'anno voi, come in tanti anni ha ospitato tante mostre. Quanto è fondamentale questa fusione? Ma è una fusione fondamentale per un sincretismo religioso che si sta sviluppando in tutto il mondo. Oggi probabilmente sarà uno dei nostri, il cardinale Emilio, verrà a vedere questa mostra. Ricordiamo che questa mostra nasce dal salvataggio appunto di oggetti sacri tibetani che hanno circa 800 anni. Ricordiamo che in Cina le Guardie Rosse hanno distrutto 5.000 monasteri e il professor Dell'H ha salvato questi oggetti che sono tutti originali, che mediamente hanno dai 300 ai 700 anni. Cabras, una mostra dell'orsidiana, che è un prodotto che si trova anche qui in zona del Monte San Mauro, a Gesico, ed è un prodotto che lo stesso la natura, la tradizione ci porta fino ai giorni nostri. Quanto è importante fare mostre come questa? È importante, è molto importante per far capire al pubblico come si lavoravano queste frecce, questi coltelli e questa roba che usavano nel Neolitico soprattutto. Lei da quanti anni lo fa questo possiamo dire, questa forma di arte, di artigianalità? Sì, in pratica è un'arte, era un'arte già dal periodo dell'uomo preistorico e io mi diverto a fare queste cose diciamo da una trentina d'anni. Quante ne ha realizzate, lo sa, oppure ha perso il conto? Ho perso il conto, senz'altro ho perso il conto. La ricetta per la castagna è bollito o arrosto? Anche bollite sono buone, anche bollite, però la gente le preferisce arrosto.
Nata all'insegna della condivisione, della tradizione, la chiesa protagonista anche qui a Gesico per la 33esima Sagra della Lumaca e la ricorrenza anche di Sant'Amatore. La chiesa protagonista, ma se per chiesa intendiamo tutta la gente, perché qui è davvero una festa dove la gente è protagonista, c'è anche il clero che cerca di fare la sua parte, ecco, ma è davvero una festa di popolo tutti insieme. Credo che sia la nota bella di queste giornate a Gesico, una festa anche molto antica, da secoli. Ecco, ricordo un martire ancora più antico perché siamo nei primi secoli del cristianesimo in Sardegna. Quest'anno un clima mi pare particolarmente bello e sereno e quindi l'invito a venire a Gesico, che oggi è la capitale di tutta la regione, per godere di questa festa. Ci identifica il prodotto, che in questo caso è la lumaca, ma ci identifica anche la tradizione, perché la festa di Sant'Amatore è una festa che dura già da 404 anni, dove oltre all'enogastronomia c'è anche l'aspetto religioso, quindi il pellegrinaggio, che comunque a 404 anni non è una storia che è iniziata ieri, ma è una storia che dura da tantissimo tempo e che va avanti così. Anche oggi il paese è invaso da visitatori, turisti, e quindi questo è un obiettivo che ci dà molta forza e coraggio per andare avanti. Il tempo a nostra disposizione scade, ma noi abbiamo sempre un legame forte con Gesico e con le sue attività. Siamo al momento dei ringraziamenti e anche al momento di raccontare un po' quello che è il progetto Gesico che voi portate avanti da tanti anni, anche per quelle persone che non sono più presenti fisicamente ma che hanno portato il loro contributo in questo percorso straordinario. Assolutamente, bisogna ricordare anche tanti soci che non ci sono più, che hanno contribuito anche loro con tanta passione a migliorare, a far nascere questo progetto, che comunque è un progetto, come avete visto, che non solo riguarda il comune, la parrocchia, la Proloco, ma è una squadra fatta anche di operatori TV, fatta con le TV locali, che ci aiutano anche a far conoscere e a comunicare il nostro prodotto, in questo caso la lumaca, ma dietro la lumaca, come ben sai, ci sono tanti altri progetti. La lumaca è un biglietto da visita, dietro c'è archeologia, c'è storia, c'è ricerca scientifica, c'è tradizione, simbolismo, c'è un mondo dietro la lumaca inimmaginabile. Fanno bene al cuore. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio,
Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un viaggio straordinario quello odierno, alla scoperta del talento, della creatività e delle competenze dell'artigianato Made in Italy. Un microcosmo dove tradizione, innovazione e sostenibilità generano piccoli capolavori di intelligenza artigiana ideati e realizzati dagli studenti dell'Istituto Professionale di Stato Sandro Pertini. La scuola nasce nel 1969 e offre un ampio ventaglio di offerte formative alla città metropolitana di Cagliari e a tutta la provincia. Obiettivo, oltre al consueto orientamento nel percorso istituzionale, è il rapido inserimento nel mondo lavorativo. L'istituto è costituito dalle 2 sedi di Cagliari, in via Vesalio, a 2 passi dal lussureggiante parco di Terra Maini. Sotto la guida della dirigente Carla Zeni, la scuola consta di ben 6 indirizzi, di cui 2 percorsi serali. Servizi per la sanità e assistenza sociale, servizi commerciali per il turismo accessibile e sostenibile, servizi commerciali per la web community, l'indirizzo industria e artigianato per il Made in Italy, il tessile sartoriale per il serale, come pure l'indirizzo per i servizi sociosanitari. L'Istituto Pertini ricerca e promuove la collaborazione con altri partner del territorio, sia pubblici che privati, attori chiave nel processo educativo degli alunni, importanti nella creazione di accordi di rete e protocolli d'intesa con altri enti e istituzioni, prevalentemente nell'ambito dei progetti di inclusione e in relazione all'alternanza scuola-lavoro. Nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno e nell'ottica di integrazione tra scuola e territorio, l'Istituto, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo e di istruzione, collabora con enti locali, servizi sociosanitari e organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo, culturale e sportivo. Col corso serale riusciamo proprio a recuperare quella che purtroppo si chiama dispersione scolastica, quindi anche degli studenti che hanno abbandonato a un certo punto il corso diurno e ritornano dopo qualche anno al corso serale. Abbiamo quasi 200 iscritti, la maggior parte sono degli adulti, dei lavoratori, però anche molti giovani. Il nostro istituto è un istituto a grande potenzialità inclusiva. Ci racconta questo particolare aspetto per cui in realtà l'Istituto Professionale Pertini è molto famoso? Beh, è una vecchissima tradizione per la quale io non ho nessun merito, essendo arrivata da poco, ma non lo so, sarà proprio il clima, lo spirito dei primi dirigenti e dei successivi che hanno proprio fatto emergere questa
questo aspetto inclusivo, quindi l'accoglienza rivolta a tutti quanti, a tutti gli alunni, a prescindere dalla loro provenienza, dalle loro abilità, e questo è proprio un istituto nel quale emergono le potenzialità delle persone, a prescindere dal punto di partenza. Si dà peso al percorso non anche al risultato, ma il percorso, quindi l'evoluzione della persona e soprattutto quello che abbiamo visto con lo spettacolo di oggi, il cambiamento delle persone negli anni. Siamo con la professoressa Anna Rosa Musi, una delle figure storiche dell'Istituto Pertini, che è anche referente per il progetto odierno della Notte della Moda, ma anche figura di riferimento per l'orientamento dell'istituto professionale. Ci racconta un po' questo progetto che dà un po' la stura al resto dei progetti dell'anno scolastico? Sì, noi tutti gli anni, ormai credo che questo sia il 5º anno, partecipiamo a questo evento che in realtà non è un progetto proprio del Pertini, ma è un progetto della rete TAM, che è una rete di scuole come la nostra a livello nazionale, e propone ogni anno a ottobre questo evento in modo da dare un po' di visibilità in più al settore. Pensate che ci sono circa 50.000 posti vuoti nel settore, nella filiera della moda, quindi cosa si propone la rete? Si propone di appunto trovare un punto di incontro tra la domanda e l'offerta e quindi valorizzare anche il lavoro che viene fatto nelle nostre scuole, perché è da qui che nascono poi le eccellenze che possiamo utilizzare nel Made in Italy. Quindi un modo per far sintonizzare, invitare i ragazzi appunto a sintonizzarsi con i bisogni del territorio, pare di capire. E certo, sia del territorio ma anche oltre il territorio. Ovviamente noi partiamo dal nostro territorio, prendiamo spunto da ciò che può offrire il nostro territorio, però anche con la speranza di poterlo portare al di fuori del nostro territorio, che insomma è un po', diciamo, circoscritto, ma ci farebbe piacere appunto che venisse anche conosciuto al di fuori dei nostri confini. Ecco. E noi approfittiamo di questo appuntamento e spieghiamo bene cosa avviene nel suo indirizzo. Lei insegna nell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. Cosa si studia specificamente? Allora, qui si studia, intanto si parte dall'ideazione del progetto, quindi si mettono a frutto le idee, si fa tutto il percorso della progettazione, infatti c'è una materia che si chiama appunto progettazione e produzione, dove imparano a fare i disegni per la moda. Poi c'è tutta la parte dello studio del materiale, delle materie prime, dei tessuti, delle macchine e quant'altro. In ultimo, ma non ultimo, la produzione vera e propria, che consiste appunto nel realizzare quello che i ragazzi e le ragazze hanno pensato di confezionare. Con professor Marco Isola, insegnante di informatica e matematica, un po' la sintesi di tutti gli indirizzi, dei tanti indirizzi dell'Istituto Pertini. Perché uno studente, una volta finite le scuole medie, dovrebbe iscriversi al Pertini? Cosa trova? Al Pertini uno studente trova senz'altro un clima accogliente, perché è una scuola votata all'accoglienza. Ci sono poi degli indirizzi molto interessanti. Lei ci ricorda in quali insegna nel particolare? Sì, allora io insegno nei servizi sociosanitari e assistenziali, in particolare, che è un indirizzo votato alla formazione di figure professionali nell'accoglienza. Poi c'è un indirizzo Made in Italy, molto creativo, di cui oggi vediamo un piccolo esempio, ma molto professionalizzante, e un servizi commerciali anch'esso molto interessante, con anche un ramo del web community che è assolutamente innovativo. Molto bene, oggi ci siamo resi un po' conto di quelli che sono i progetti che affronta l'indirizzo per l'artigianato, il Made in Italy. Invece per ciò che concerne il suo indirizzo, il sociosanitario, quali sono i progetti che aiutano i ragazzi a sintonizzarsi con le esigenze del territorio? Il servizio sociosanitari è in stretto contatto col territorio, perché ha delle attività di interazione e collaborazione con le strutture socioassistenziali ed è con tutte quelle strutture nelle quali si verifica un'interazione con i più fragili, proprio per la formazione che hanno ricevuto. Quindi i ragazzi già durante il percorso scolastico cominciano ad avere un'interazione che sarà particolarmente utile al momento del loro inserimento. Riscontra dell'interesse nei ragazzi, come riescono a conciliare il lavoro vero e proprio che poi vanno a imparare con le materie tradizionali del curricolo? Allora, è una cosa molto bella e particolare, perché quando si inizia, proprio agli inizi, sembra una scuola
come tante altre, però nel momento in cui avanzano attività professionalizzanti, e questo avviene quasi subito, nei ragazzi nasce un interesse veramente spiccato, perché cominciano a cogliere subito quale può essere la potenzialità di quello che fanno, quindi cambia anche il modo col quale si relazionano alle attività didattiche, c'è una voglia di apprendere e di crescere. Siamo in compagnia della professoressa Maura Matta per raccontare uno dei tanti indirizzi dell'Istituto Professionale Pertini dall'offerta formativa veramente importante. Lei dove insegna, professoressa? I servizi commerciali hanno due curvature, il web community e turismo sostenibile accessibile. Quali sono le materie con cui si confrontano i suoi allievi? Allora, sicuramente molto importante l'economia aziendale, l'economia diciamo da una chiave di lettura del mondo, della società, è una materia molto importante, attualmente anche diciamo alla ribalta attraverso l'educazione finanziaria, ma nella curvatura web community in particolare c'è anche informatica e un'attenzione particolare all'azienda, la sua promozione attraverso i social e il web. Molto bene, e sembra di capire che in tutti i progetti macroscopici della scuola tutti gli indirizzi in realtà lavorino in sinergia, si diano una mano. All'evento di oggi come il suo indirizzo ha collaborato? Come è intervenuto? Allora, i ragazzi della web community attraverso la promozione dell'evento, attraverso i nostri social, che sono curati proprio da una redazione social formata dai ragazzi della web community, che lavorano in stretta sinergia anche con i ragazzi del turismo sostenibile accessibile, che hanno curato tutta la parte dell'accoglienza, che è una parte abbastanza impegnativa. I nostri ragazzi sono formati anche perché conseguono una qualifica al termine del terzo anno, operatorio di servizi alla vendita, quindi tutti gli aspetti relativi all'accoglienza, insomma, sono abbastanza preparati. Io insegno nell'indirizzo servizi commerciali, nella curvatura turismo accessibile e sostenibile, insegno laboratorio di informatica, però facciamo anche laboratorio di tecniche professionali, di matematica, di francese, comunque laboratorio applicato alle varie materie. E in particolar modo i miei alunni sono occupati dell'accoglienza dei partecipanti all'evento, quindi ci sono delle ragazze che accolgono i genitori all'ingresso, altre che verificano l'iscrizione all'evento stesso, la partecipazione allo spettacolo. Diciamo che è un'attività che rispecchia un po' anche le loro competenze in uscita, perché loro sono sì servizi turistici con un occhio di riguardo anche però all'accessibilità e alla disabilità. Noi siamo una scuola abbastanza accogliente da questo punto di vista, abbiamo un numero di alunni con disabilità abbastanza grande, appunto i nostri alunni sono formati anche per avere una certa attenzione nei riguardi di questi, sia dei loro compagni però anche dei visitatori che vengono a vedere le nostre mostre e a partecipare ai nostri eventi. Sandra Fadda, amatissima da tutti gli studenti e anima dell'evento odierno, della Notte della Moda. Lei è anche drammaturga, i ragazzi ci raccontavano che insomma ha instillato in loro non soltanto l'amore per la materia moda, ma anche per interpretarla e dare un riverbero poi sul lavoro concreto. In cosa consiste la sua materia? La mia materia consiste nel fargli creare con le proprie mani dei manufatti sartoriali. Però io cerco sempre di non fermarmi soltanto a questo, perché comunque nel momento in cui andiamo a creare anche un abito, direi anche solo un abito, quel solo va tolto, perché l'abito narra qualcosa, deve raccontare qualcosa, quindi dobbiamo partire dal principio. Ecco perché porto il teatro nella mia disciplina, è fondamentale. Perché consigliare questa scuola che hai frequentato tu, che ormai sei in quinta, ad una sorellina più piccola, una persona a cui vai bene? Cosa studiate? La materia che hai preferito, Angela? Allora, la mia materia preferita è quella di indirizzo modellistica, dove appunto insegnano come realizzare gli abiti. Consiglio questa scuola, oltre al fatto che insegni davvero tanto su come realizzare degli abiti, dà tanto amore. Si trovano delle persone che ti danno anima e cuore. Parli dei compagni o dei professori o di entrambi? Compagni, professori, nel nostro caso è la nostra professoressa che ci ha... Chi è la vostra professoressa? La professoressa Alessandra Fadda, che ci ha insegnato un amore immenso, ci ha fatto scoprire questo nuovo amore per l'arte e non solo per la modellistica, ma per l'arte, per recitare.
ci ha immerso in questo mondo facendocelo amare proprio quanto lo ama lei. Veronica, che materie hai dovuto studiare per porre in essere questa sfilata, questo evento molto importante che ha realizzato la tua scuola? Allora, prima di tutto abbiamo studiato la progettazione, che è la base di ogni abito, e poi modellistica, che ci aiuta appunto alla realizzazione, alla creazione vera e propria di ogni abito. Tu adesso sei in quinta, quindi sei una veterana, consiglieresti la tua scuola sinceramente? Assolutamente sì, abbiamo un sacco di professori super competenti che ci hanno sempre seguito in ogni minimo dettaglio, ci dà una formazione incredibile e ci prepara assolutamente per il mondo del lavoro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. (1900 metri di nuoto, 21 di corsa, 90 di bici, sul tracciato che comprende i comuni di Sant'Anarresi, Teulada e Pula, l'11ª edizione del Challenge Forte Village, battaglia tra i più grandi specialisti al mondo. Valerio dal sole della costa sud-occidentale della Sardegna, il Forte Village che ospita il triathlon, quindi una delle manifestazioni che nel settore sono tra le più apprezzate e seguite a livello internazionale, mettendo in gara atleti che provengono da tutti i continenti per un appuntamento che è ormai un rito, quasi nel chiudere e riaprire un altro genere di stagione. Siamo col sindaco di Sant'Anarresi, Paolo De Sì. Il paese viene attraversato, viene lambito, viene apprezzato e gira il mondo, accreditate decine di reti radiotelevisive. Qual è il beneficio di una gara di questo genere? Intanto devo ringraziare agli organizzatori per aver comunque anche quest'anno confermato la tappa a Sant'Anarresi, quindi per noi è un momento importante per
poter veicolare al mondo le bellezze del nostro territorio, quindi queste manifestazioni sicuramente sono un veicolo importante per pubblicizzare la nostra bellissima terra, quindi chiaro che non possiamo che essere contenti e supportare come possiamo quelle manifestazioni del genere, ben vengano e speriamo che ce ne siano anche di altre. Ecco, solitamente la Sardegna, ad averne tante, la Sardegna ha formato cartolina, quella delle spiagge, delle acque cristalline. Sant'Annaresi è questo, però c'è anche dell'altro dietro, spesso all'interno si trovano delle realtà straordinariamente importanti, che peraltro c'è un turismo, quello definito esperienziale, che va a ricercare proprio altri pregi, altre bellezze. Sì, guarda, hai detto bene, noi stiamo cercando di sdoganare questo detto di turismo balneare, noi abbiamo da presentare delle ricchezze, un paesaggio architettonico dal punto di vista naturalistico unico, perché il territorio di Sant'Annaresi, ma tutta la Sardegna, passa da nuraghi che raccontano la storia della Sardegna al lavoro della Sardegna con i vitigni, no? Una delle realtà enogastronomiche, quindi delle realtà. È un paesaggio che ancora il sud-ovest della Sardegna è abbastanza intonso dal punto di vista ambientale, con le lagune, fenicotteri, spiagge bianche, con le dune delle sabbie bianche di Portopino che arrivano fino al territorio di Teulada. Insomma, è un territorio che non è solo mare, si può vivere bene in questo periodo esperienziale. Il Cammino Minerario Santa Barbara lo è un esempio. Stiamo avendo un grosso successo con la posada di Candiani, dove in mezzo alla pineta di Candiani, che è un altro paesaggio, un'altra meraviglia della natura, si possono godere fuori stagione. Il bello è quello che noi, grazie a queste iniziative, grazie a queste riscoperta del paesaggio, noi stiamo vivendo davvero un periodo non di poco conto nel rilanciare la fuoristagionalità, che per noi quello è veramente turismo. Fabio Aru, campione del ciclismo internazionale, da diversi anni ambassador del Forte, con un'Academy che qui punta a scoprire nuovi talenti. Sul triathlon, la domanda è d'obbligo: com'è il circuito? È impegnativo la frazione sulle due ruote, ovviamente? Ma sicuramente queste sono zone che conosco molto bene, perché collaboro col Forte Village ormai da anni. Il triathlon anche nei diversi anni è un evento speciale, è un evento della chiusura di stagione, ma che ha sempre una grande importanza. I percorsi sono appunto vallonati, rendere anche un po' più impegnativo il percorso, però sicuramente sono posti unici per pedalare. Poi la temperatura della Sardegna che c'è anche in questo periodo è sicuramente molto favorevole. Che rapporto si usa nel pezzo più complicato, nel pezzo più faticoso? Su che rapporto devono andare? Ma guarda, io sinceramente adesso ho smesso, non sono più in attività, sto utilizzando a livello amatoriale un 48, un 50 davanti. Quando correvo usavo un 53, un 54, quindi erano dei rapporti completamente diversi. Chiaramente adesso si sta andando sempre ad utilizzare dei rapporti più duri, perché comunque sia le performance stanno sempre migliorando, anche date grazie a un'alimentazione un po' più calibrata, quindi diciamo che molti atleti utilizzano 54, 55 davanti e si possono fare delle buonissime medie. Non abbiamo mai avuto così tanti professionisti, ma il nostro occhio chiaramente di riguardo e la nostra attenzione sarà anche per gli amatori. Ce ne sono alcuni che si misurano per la prima volta in una multidisciplina come questa. Ecco, i comuni come Pula e Sant'Annaresi pienamente coinvolti, anche Teulada, ci sono percorsi, circuiti. C'è questa esaltazione fuori stagione o comunque lontano dai mesi clou che aiuta anche a narrare una Sardegna diversa, con uno sport d'eccellenza qual è il triathlon. Il nostro punto di vista, la nostra attenzione anche nella scelta del percorso è stata proprio quella di raccontare un po' il nostro territorio, quindi quest'anno abbiamo aggiunto una variante rispetto alle edizioni precedenti. Nel comune di Sant'Annaresi, per esempio, nel centro della città, in prossimità di un nuraghe conservato benissimo, veramente un simbolo per Sant'Anna, e vogliamo che diventi un simbolo insieme alle torri che gli atleti visiteranno e vedranno lungo il percorso di rientro della strada provinciale 71 e quella nel territorio di Pula di Cala d'Ostia. Il movimento sardo chiaramente da anni ci segue e approfitta di questa gara di fine stagione. Per molti è una festa, per altri è un appuntamento che preparano durante tutto l'anno, perché
su questa misura, su questa distanza non abbiamo molte gare. Bianca Sereni reduce da una strepitosa medaglia d'argento col Wollongong in Australia in un triathlon molto duro e impegnativo. Cosa hai in agenda? Qual è il prossimo appuntamento dopo il Forte? È qualcosa di importante oppure staccherai un po' la spina? No, dopo il Forte si stacca la spina, nel senso sono già adesso dopo l'Australia andata diciamo in vacanza, venuta qua soprattutto per appunto divertirmi, esplorare, passare un bel momento, un bel weekend di festa e poi comunque continuerò per altre 2 settimane il cosiddetto off season in cui appunto la stagione è finita e mi riposo un attimo. Magno Cristiani, destagionalizzare significa anche portare avanti per l'11ª edizione un challenge di triathlon che richiama atleti e accompagnatori da 50 paesi del mondo. È questa una parte della filosofia del Forte Village? Assolutamente sì, crediamo fortemente nella destagionalizzazione, soprattutto negli eventi sportivi che ci aiutano a destagionalizzare, ma soprattutto a far conoscere un territorio straordinario come il sud della Sardegna. Ecco, la condivisione con i comuni di Teulada, si è aggiunto quest'anno Sant'Annarresi a Pula, e il fatto che ci siano anche le forze dell'ordine, le istituzioni che sono molto sensibili all'evento, aiuta a programmarlo sempre meglio? Questa è la perfetta rappresentazione di come pubblico e privato si incontrano in un'ottica di valorizzazione delle iniziative che valorizzano il territorio, ma soprattutto tutte le attività che portano turismo e visibilità alla destinazione Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Il Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio giunge in ottima salute alla 9ª edizione. La manifestazione organizzata da Riccardo Moscardino è punto di riferimento per la letteratura internazionale, come sottolinea il titolo dell'evento Oltre gli orizzonti. Il festival, anche quest'anno, è stata occasione preziosa per incontrare scrittori, artisti, personalità del mondo della cultura e della comunicazione. Dall'atteso monologo sui conflitti mondiali di Marco Travaglio al memoriale dei 30 anni dalla scomparsa di Sergio Azzieni, ai reading di Irene Maiorino e altri grandi protagonisti del dibattito culturale mondiale, alla ex manifattura tabacchi concluso dopo 3 giorni. Si è rinnovato il consueto percorso di riflessione che intreccia letteratura, giornalismo, musica e teatro, offrendo sguardi preziosi sul mondo che cambia. Può rivelare il segreto di un festival che funziona? Qual è? Guarda, sicuramente una proposta variegata, cercare di affascinare il pubblico attraverso diverse linee di lettura, e quindi la tematica di questi nostri festival è sempre il viaggio, ma appunto declinandolo in tutte le salse possibili capirei che possiamo parlare di musica, di amore, di gastronomia, di tanti aspetti anche che si avvicinano alla realtà. Quindi quest'anno il palinsesto, chiamiamolo così, è stato pensato, ideato appunto per intersecare tanti interessi. Quindi ci sono le parti molto alte, come ad esempio è stato ieri l'intervento di Marco Travaglio con il suo dialogo giornalistico di impegno civile, ma nello stesso tempo una serata che si chiude con un evento musicale molto bello. Lo stesso stasera abbiamo sia 2 scrittrici ma anche 2... Possiamo fare i nomi? Sì, Aurora Ruffino e Irene Maiorino, che sono note al pubblico televisivo e cinematografico, ma nello stesso tempo sono anche una scrittrice, quindi portano in campo la loro sia bellezza e spigliatezza come attrici, però nello stesso tempo anche letterariamente parlando ci aiutano ad entrare in un mondo differente. Quindi sicuramente c'è una proposta che ci porta ad avere un pubblico molto interessato a questi aspetti. Credo che sia questa alla fine dei conti la carta del successo. Ogni festival è come tanti figli diversi. Cosa si porterà via da questo festival, dalla 9ª edizione del Festival della Letteratura di Viaggio? Guarda, quest'anno è stato molto bello perché noi abbiamo fatto la conclusione a Cagliari con questa 3 giorni, 23, 24 e 25, però abbiamo fatto una sorta di full immersion nazionale, quindi con decine e decine di eventi collocati in giro per l'Italia, Avezzano, Catania, Firenze, Roma, Campobasso, Bari e tante realtà anche sarde, sia piccoli paesi che grandi paesi, quindi abbiamo portato in giro veramente un festival e la cosa bella è stata quello proprio di entrare in contatto anche con tante realtà culturali che hanno messo a disposizione tutto il loro know-how per fare emergere anche la propria capacità di portare alla luce certi valori, e quindi i gemellaggi non solo con associazioni ma con fondazioni, con lettori, tant'è vero che i partner del festival quest'anno hanno raggiunto un numero molto importante, sono più di 20-30 insomma, quindi e tante realtà che non hanno base solo in Sardegna ma sono diffuse in tutto il campo nazionale. La cosa che più mi piace del Festival della Letteratura di Viaggio è il fatto che sia davvero un viaggio che ha a che fare con i libri ma anche con gli spostamenti geografici veri e propri, e poi l'armonia che circola tra le persone che ne fanno parte. Questo lo rende anche, se vogliamo, una culla a livello umano. È una bellissima cosa questa per me, molto preziosa, anche rara in contesti di festival letterari e culturali, ma in generale di qualsivoglia natura, ecco. Ma un posto privilegiato nel tuo cuore lo ha perché hai riservato al Festival della Letteratura di Viaggio la prima presentazione dell'Anello Debole. Ci racconti un po' chi è Angelica oggi? L'abbiamo lasciata bambina durante il Covid a presentare la sua prima opera, oggi la troviamo donna laureata, giovane donna intraprendente. Cosa è cambiato di Angelica?
Spero che siano cambiate solo le cose accessorie, direi, perché in realtà mi interessa che rimanga una coerenza relativa alla mia persona in quanto tale. Tu dici, appunto, ti abbiamo lasciata bambina, no? Ecco, questo fatto dell'essere bambina in realtà è il fanciullino di Pascoli che io vorrei rimanesse, francamente, però al tempo stesso mi accorgo di dover crescere, di evolvere costantemente. Questa è una mia prerogativa in tutto quel che mi riguarda, la scrittura in primis, naturalmente. Quindi spero di essere comunque riconoscibile in quanto me e coerente in merito alla persona che sono. Questo. Il tuo nuovo libro ricorda un po' Parenti e serpenti di Mario Monicelli, emendato un po' dal cinismo, quindi questo ci fa presupporre che non sia un revenge book. La tua scrittura è anche molto autonoma da quello che tu hai raccontato in passato, il tuo rapporto di figliolanza d'anima con Michela Murgia. Però dato che i tuoi libri hanno un alto potenziale biografico, c'è un po' da chiedersi, arriverà prima o poi il momento in cui tu ti sentirai pronta a raccontare quello che è stato il vostro forte rapporto, ancora lo vuoi proteggere per un periodo di prudenziale pudore? Guarda, io penso che le storie in realtà debbano chiamare e quindi quella storia lì che io ho condiviso con Michela è un rapporto particolarissimo per il quale chissà poi se ci saranno effettivamente le parole opportune per poterla descrivere, no? Perché c'è anche questo da dire, bisogna trovare le parole perfette e le parole perfette bisogna anche custodirle, lasciarle fermentare. Io non ho risposte per questa domanda, spero però prima o poi che comunque, cioè che le persone mi seguano nel mio tragitto e che si fidino abbastanza di me da leggermi qualunque cosa io faccia. Quindi questo è ciò che conta per me, in letteratura come nella vita. Il tuo libro è un po' un antidoto contro l'avidità, un po' contro quel problema che trovano presto o tardi tutte le famiglie, il problema dell'eredità. A chi vuoi dedicare questo libro stasera? Qual è il tuo interlocutore primario e primigenio? Dio, una domandona, lo sai, perché in realtà quando parlo proprio della fiducia di lettori e lettrici io dico le singole persone, le singole storie mi interessano, mi intrigano e mi intriga chi vorrà davvero affidarsi a questa cosa. Non è facile identificarne uno, però penso che alla fine la persona che costituisce il mio primo applauso e anche il mio primo severo non mi piace rimbrotto, però la mia prima opinione è mia madre e quindi questo libro qua è fondamentalmente esistente grazie a lei e quindi è anche suo, quindi è nostro, quindi in realtà è indirizzato a lei come prima lettura in assoluto e come primo valore. Vedi, io mi emoziono subito per quando si tratta di parlare e di raccontare mia madre perché è impossibile decifrare e trovare le parole giuste per raccontare quel rapporto con lei, però io direi proprio che la lettrice tipo sia lei, questo qui, e poi ovviamente chiunque, ripeto, vorrà davvero sceglierlo perché si tratta di una scelta, leggermi, e quindi spero che qualcuno lo faccia e che si voglia fidare abbastanza da farlo. Invece di veramente tuo c'è questo festival, stanotte chiudendo gli occhi, cosa tratterrai di questa 3 giorni meravigliosa? Le persone. Senza dubbio le persone, perché sono gli incontri umani a forgiare, a plasmare le occasioni culturali belle come questa, quindi gli incontri, i dialoghi, quello che rimane nel fuori festival, tutto quello che non si vede, quello che si costruisce, il tessuto connettivo, questo rimarrà e lo porterò per me, ma dentro me non solo stanotte, domani, dopodomani e tra un anno, perché ormai io il Festival della Letteratura di Viaggio lo conosco dal 2021, quindi fa parte di me da un bel po' con grande orgoglio. Mi ha stupito molto nelle ultime lezioni che ho fatto proprio con i ragazzi che hanno il sogno di diventare degli scrittori, il loro approccio anche molto freddo e cinico alla realtà e che mi ha permesso anche di riflettere con loro sul fatto che comunque non si può fare a meno della parte spirituale più profonda per scrivere. Ho portato l'esempio di Dante, no? Dante che tutti leggiamo, alla fine lui ha affondato le mani dentro l'essere dell'uomo e quindi credo che ci sia una grande necessità anche a noi di trasmettere ai ragazzi quanto sia importante non soltanto descrivere quello che c'è, la realtà anche nella crudezza che rivela, nel cinismo che oggi è, nel nichilismo che oggi sono diffusi, ma quanto è importante affondare nell'essere, quindi riportare a galla attraverso la letteratura le sfumature della psicologia, della bellezza umana, dell'umano, e quindi credo che questo sia un bellissimo lavoro che anche gli scrittori e la cultura può fare nella società, può avere una funzione molto importante. Tornando alle ore del festival, 3 giorni veramente intensi,
intensa. Quali sono i momenti davvero variegati a cui ha dato anima, che ha presentato, animato? Quali sono i momenti che si porterà via con sé? Penso all'episodio La sera con Travaglio, penso a Irene Mariorino, penso ad Angelica Grivel Serra. Quali sono gli appuntamenti che proprio le rimarranno nel cuore? Ma allora mi ha stupito tantissimo il silenzio con il quale il pubblico ha ascoltato quella che è stata una lezione da docente di Travaglio, che ha raccontato Gaza e la Russia, la guerra in Ucraina, con una freddezza comunicativa molto interessante e inaspettata, nel senso che ci aspettavamo forse tutti che avrebbe portato molto i suoi punti di vista, la sua opinione, anche la sua rabbia relativamente a certi temi. Invece ho apprezzato molto il suo equilibrio comunicativo. È stata secondo me una bella lezione anche questa, cioè come certi argomenti, per quanto siano polarizzanti, contrastanti, vadano comunque trattati con le pinze e con molta intelligenza. Lui è stato veramente, non a caso insomma è Marco Travaglio. Poi sono stati tanti momenti, dalle risate con Colombati e Rossi, che ci hanno fatto veramente divertire con la musica, le nostre colonne sonore, quindi la playlist più bella del mondo. Poi stiamo aspettando anche Angelica con il suo nuovo libro, siamo tutti curiosi di capire come questa giovane scrittrice sarda sia cresciuta dopo 5 anni. Lei dice ora sono disincantata rispetto ad allora. È in corso adesso un importante, bellissimo appuntamento in onore di Sergio Azzeni, che insomma ogni volta che lo leggiamo ci stupiamo. Insomma sono tanti momenti e devo dire che ho visto molta partecipazione da parte delle persone. Natascia Stefanenko è stata di una simpatia travolgente, ma anche Saverio Simonelli ha portato un libro sulla musica classica e sull'immaginazione. Insomma sono stati momenti belli e mi è piaciuto molto il silenzio e l'atmosfera che si è creata durante il nostro festival. Sana Copez, una delle ospiti di gran lunga più attese del Festival della Letteratura di Viaggio, tanto che abbiamo aspettato fino all'ultimo. Che cosa hai potuto raccontare di Sergio in questa edizione a 30 anni dalla scomparsa di Sergio Azzeni? Si diceva prima la Sardegna non aveva una voce, adesso cosa abbiamo seminato quest'oggi? Ma interessante l'analisi che è stata fatta anche da diversi punti di vista dai presenti, e poi devo dire questa è letteratura di viaggio e mi sembra che la scrittura per Sergio fosse il vero viaggio che ti apre in continuazione porte, momenti, eventi da conoscere e segue la curiosità, diciamo, e la spinta più grande per raccontarlo con degli occhi tutti particolari. A distanza di 30 anni, quando ti trovi a parlare ancora di Sergio ai più giovani, che tipo di interlocutori trovi? Attenti, curiosi, spaesati? Che tipo di interlocuzione hai? Con chi Sergio non l'ha conosciuto da vivo, di persona? Ecco, con chi l'ha conosciuto devo dire che io sarei molto contenta, essendo io una vecchia insegnante che adesso non va più a scuola, però proporlo ai ragazzi delle scuole, magari insomma auspicando che si faccia un concorso letterario, ispirandosi un pochino, cogliendo qualche suggestione, ecco, di quello che dice Sergio. Questo lo vorrei farlo, perché i giovani tutt'al più oggi che leggono libri brevi e non lunghi apprezzano Bellas Mariposas sicuramente, però il mio desiderio è proporre loro la poesia. Molto bene, ti sembra che la voce di Sergio da quel terribile 6 settembre di cui abbiamo celebrato pure il 30° anniversario da poco stia ricevendo abbastanza attenzioni, declinazioni in pièce teatrali, in film? Ti sembra che davvero il messaggio di Sergio stia arrivando? Assolutamente. Di questo ne sono certa, perché ho contezza tra l'altro non di tutto quello che viene fatto, perché non tutti hanno la delicatezza di avvisare me o le case editrici, che è una cosa che veramente devo sempre riacchiappare e mettere in riga, però veramente in ogni paese, anche il più lontano, un ricordo, una breve serata viene fatta.
Che suggestioni ti porterai via da questo festival appena concluso? Io sono da questo festival, pensavo da quest'anno non vedo l'ora che finisca perché sono molto stanca. Questo festival mi ha molto colpito, intanto l'attenzione e i visi proprio interessati che volevano parlare e partecipare, ecco, a quello che io, Carola Farci, Giovanni Manca, guidati diciamo da Andrea Frailis, abbiamo cercato di dire in pochissimo tempo, insomma. Se potessi sintetizzare appunto per i giovani allievi, per gli studenti di scuola, un messaggio di Sergio, quale sceglieresti tra i tanti messaggi che ci ha lasciato in eredità? Tra i tanti messaggi è che bisogna seguire i propri sogni intanto, a costo di qualunque cosa, e poi se si segue si deve fare come l'artigiano, con pazienza e sempre affinare quello che si fa, qualunque cosa si faccia nella vita. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Scusate, cosa state facendo? Stiamo allacciando il metano. Lo stiamo portando in tutta l'isola. Passare al metano con la rete di Medea è semplice. E con il metano l'energia non si interrompe mai. E così state sereni. Arrivederci. Arrivederci. Sì, insomma. Visto? Con Medea il metano arriva dappertutto. Beh, Gianfranco Zola intanto perché è un'icona, ma soprattutto perché, come ha spiegato anche lui prima, condivide con noi una serie di valori e anche di obiettivi. Credo che entrambi siamo convinti che questo progetto che abbiamo fatto e che stiamo mettendo sul territorio sia un progetto che
va a vantaggio del territorio in termini di competitività, di sostenibilità, anche diciamo, di affetto ambientale, di sicurezza, e quindi diciamo, in qualche modo siamo allineati sulla volontà di far sì che i sardi possano conoscere i vantaggi di queste nostre infrastrutture del metano e possano in qualche modo beneficiarne. Sono 600 milioni di euro quello che abbiamo investito negli ultimi anni, come dicevo abbiamo circa 116 comuni in regione che sono oggi serviti dal gas naturale, i nostri prossimi, e quindi un numero molto significativo, circa un terzo dei comuni della regione, ma se li guardiamo dal punto di vista degli abitanti molto di più. Il nostro obiettivo per il prossimo anno è sicuramente far sì che i grandi centri di Sassari, Cagliari e Nuoro siano portati dall'area propanata al gas naturale, e quindi anche questi possono beneficiare di tutti i benefici economici e di sicurezza ambientale che il metano può. Mi trovo in una condizione fortunata in cui mi posso fare le mie scelte con una certa libertà economica, quindi quando mi viene proposta una sponsorizzazione come in questo caso, io ho la possibilità di valutare, di vedere se poi questa campagna può portare dei benefici a qualcuno, e in questo caso stiamo parlando della Sardegna, ci tengo in maniera particolare, e quando mi sono state spiegate determinate cose l'ho fatta con piacere, proprio perché sono convinto che a lungo andare questo porti un beneficio ai sardi, quindi l'ho fatta con maggiore piacere. Ecco. La presenza di Gianfranco Zola all'evento promosso da Medea del gruppo Italgas è stata l'occasione per affrontare il tema Cagliari dell'esordiente pisacane. Era una squadra che aveva delle idee organizzate, ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene, speriamo si continui così, però c'è un'idea logica che fino a questo momento sta funzionando, mi fa piacere. Anche l'idea di portare un allenatore come Pisacane, che l'anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché comunque è un allenatore che ha lavorato con il settore giovanile, con la primavera, quindi conosce quelli che sono i valori che ci sono sotto e li può portare in avanti. E poi tra l'altro è un allenatore che mi sembra che stia lavorando molto sulla squadra. Ripeto, per me è un progetto interessante che seguirò con attenzione e che spero abbia successo, perché secondo me per molte società è il futuro. Bisogna imparare a crearsi il prodotto all'interno, perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo, e secondo me non è neanche giusto, ma abbiamo l'opportunità di crescerci in casa. Ci vorrà un po' più di lavoro, un po' più di tempo, ma è una cosa che abbiamo fatto in passato e lo possiamo fare ancora. Gianfranco, due numeri 10 come la tua maglia, Nico Paz e Ildiz, che stanno dando una scossa al campionato. Qual è il messaggio per due giovani emergenti? Beh, sono molto bravi entrambi. Di Ildiz mi è capitato già spesso di parlarne. Quello che noto è una crescita costante di questo ragazzo. Io l'ho visto la prima volta quando giocava in Lega Pro per la Juventus New Gem. Mi era piaciuto, lui come anche altri, come Sule, però ogni anno vedo che aggiunge qualcosa in termini di personalità, di continuità. È un giocatore importante che continuerà a crescere. Nico Paz l'ho visto poco, ma quel poco mi è bastato. È intelligente, forse è un po' meno attaccante rispetto a Ildiz, però ha una grandissima qualità, intelligenza calcistica enorme, quindi sono due giovani che si stanno facendo nel nostro campionato e che sono molto bravi. Ripeto, spero di vederne sempre di più di giovani così, anche italiani, se devo essere sincero. Però è incoraggiante vedere comunque due giovani che si stanno facendo vedere ad alti livelli. Ecco, da vicepresidente della Lega Pro, il vostro percorso è proprio quello di attivare in 60 città italiane, con tradizioni anche molto forti, di attivare le attenzioni ai giovani italiani. A che punto siete? Ci stiamo lavorando, è entrata in vigore la cosiddetta riforma Zola, dove noi diamo dei soldi per, premiamo quelle società, le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi, insomma.
in base al loro impegno noi comunque gli diamo una gratificazione. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca e che poi venga poi data l'opportunità di continuare a crescere, come è stato fatto con Ildis e con Nico Paz in Serie A, dandogli minuti ad alto livello, perché quello è l'unico modo poi per farli crescere ulteriormente. E siamo in chiusura di trasmissione, tema un convegno del fine settimana organizzato dalla FIMA, che è la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti, conformità urbanistica, stato legittimo e tutela della trattativa immobiliare. Continuate a lavorare su questo progetto perché volete dare alla clientela una sicurezza totale. Allora, al 100% Valerio, vogliamo comunque che il consumatore sia ampiamente tutelato sotto questo aspetto, tant'è vero che oggi avremo anche l'interessante intervento di un notaio designato dal Consiglio notarile proprio per diciamo, avvalorare ancora di più quelle che sono le nostre teorie, che possono diventare tesi, per poter garantire al consumatore una migliore sistemazione dei suoi interessi immobiliari. Il telespettatore si chiederà in prima battuta, ma questo compito un tempo non era proprio del notaio? Allora Valerio, sfattiamo questo mito, perché comunque il notaio è un pubblico ufficiale che mette nero su bianco e in conformità alle leggi le volontà delle parti. Spetta alla dirigenza sia dell'agente immobiliare che anche del venditore dover fornire tutta quella documentazione catastale e urbanistica per poter dichiarare legittimo l'immobile che si vende. Ti dirò di più. Perché stiamo facendo questo? Per fare in modo che anche dagli atti notarili, e cerchiamo di essere di supporto al notariato, per evitare la classica dicitura dove il notaio dice consigliamo le parti ad affidarsi a dei tecnici specializzati e di fiducia per verificare la conformità urbanistica e catastale. Noi lo facciamo in partenza, cioè garantiamo anche la conformità con apposite dichiarazioni fornite da tecnici terzi. Con un percorso di questo tipo non c'è più spazio per l'improvvisazione per chi gravita nel vostro settore? Assolutamente. Sempre oggi, sempre in questo convegno, presenteremo il protocollo d'intesa che andremo a sottoscrivere proprio contro l'abusivismo del nostro settore, che continua comunque ad imperversare e continua ad essere un aspetto pericoloso per ciò che riguarda la clientela che si affaccia sul mercato immobiliare. Andiamo all'attualità, Presidente Mainas. C'è questa cedolare secca che va a lievitare del 5%, che interessa chi affitta per motivi soprattutto turistici. Allora, per le locazioni brevi, tieni conto Valerio, non è ancora passata definitivamente, dovrà passare, ma l'incidenza è un'incidenza minima perché va dal 21% al 26%, quindi è un 5% che andrebbe a intaccare quelli che sono gli aspetti tassativi di una locazione breve. È chiaro, bisogna prestare attenzione perché l'iniziativa è finalizzata a diciamo, arginare determinati fenomeni massivi da parte anche dei grandi gruppi. Dice che questo prevede che praticamente vengano applicati al 26% laddove c'è la presenza di un intermediario e laddove c'è la presenza dei grandi portali che si occupano di intermediazioni sotto questo aspetto. Parliamo adesso di questi primi 2 mesi alla guida della Confcommercio. Come sono stati? Quali sono i progetti per il prossimo anno, per il 2026? Ma allora, oggi Valerio è la mia prima uscita ufficiale in qualità di presidente di Confcommercio di fronte ai miei cari colleghi, alla mia federazione, che come ho sempre detto il primo amore non si scorda mai, perché io sono nato con FIMA e continuerò con FIMA.
Stiamo facendo grandi cose, adesso una delle prime cose che ci apprestiamo a riinaugurare è la territoriale di Quartu, una territoriale importantissima che va a dialogare anche con l'amministrazione comunale, con tutte quelle che sono le istituzioni. Stiamo facendo un gran bel lavoro con la Giunta e il Consiglio, pensa che già 3 volte abbiamo convocato la Giunta, adesso già stata convocato il primo Consiglio, lo riconvocheremo adesso anche perché ci sono tutta una serie di adempimenti da portare a termine entro l'anno. Chiusura, stanno per partire i titoli di Skoda, la dedichiamo a una novità che noi avevamo previsto già da un paio d'anni. Gli stranieri stanno continuando a investire nell'isola per risiedere a titolo definitivo. Allora Valerio, tu sotto questo aspetto sei sempre stato un pioniere, ti ho sempre fatto i complimenti quando all'epoca facevi, e così come continui a fare, delle trasmissioni dove si parlava proprio di mercato immobiliare, e in tempi non sospetti abbiamo anche detto che il flusso della clientela estera sarebbe aumentato sempre di più, perché l'interesse da parte degli esteri è per una regione come la nostra, che la qualificano una delle più belle regioni che abbiamo al mondo, perché effettivamente qualità della vita, ottimo cibo, diciamo una conformazione di una terra che effettivamente è una delle più belle che abbiamo. Qualche giorno fa era la presentazione di un osservatorio e effettivamente si paragona non più la Sardegna ad altre realtà italiane o europee, ma addirittura si parla di Sardegna paragonandola alle Maldive. Noi abbiamo un'isola che comunque va preservata e che comunque il mio aspetto è quello di tutela e salvaguardia del territorio, perché se riusciamo a tutelare e salvaguardare il territorio non rischiamo di lasciare alle nostre generazioni future silicio da smaltire con tanto di quel ferro vecchio da smaltire causato dai pannelli fotovoltaici e dall'eolico. Questo è un grido d'allarme che io lancio e che comunque è confronto che sto portando avanti personalmente all'interno della mia categoria e oggi ancora di più come presidente di Confcommercio. Un'ultimissima cosa, chi sono queste persone che hanno scelto di vivere la loro vita in Sardegna lasciando il loro paese? Sono persone che addirittura hanno deciso di trascorrere la loro vecchiaia, la loro vita da pensionati e anche la vita quotidiana, decidendo di vendere tutto quanto anche all'estero pur di trasferirsi qua in Sardegna. Ma vi racconto questo aneddoto: questo tedesco a cui avevo venduto una casa l'avevo ritrovato, anzi mi aveva confidato che andava, perché ha acquistato una casa sul litorale quartese, andava in piazza 4 novembre a Quartu, dove si riuniscono i nostri anzianotti, i nostri anziani, per cercare di imparare a capire la lingua sarda. Questo ti fa capire per quale motivo vogliono venire qui e perché vogliono risiedere in questa bellissima isola. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.